Oggi abbiamo concretizzato praticamente quello che è il succo del progetto. Abbiamo fatto le gare, il primo meeting che facciamo come progetto Friuli Swim Dream, e devo dire che i riscontri sono stati molto positivi. Arriviamo dopo i campionati italiani assoluti e dopo i campionati italiani in categoria, in cui i ragazzi sono difesi benissimo, e credo che sia il punto di partenza per una stagione estiva molto interessante e molto avvincente. Oggi praticamente si fa e diciamo così, si copre quasi tutto il parco gare olimpico, mancano soltanto le distanze più lunghe, quindi c'è un buon banco di prova per i ragazzi, oltre che per tastare la propria forma a questo momento della stagione, ma anche per cercare i tempi limite per i campionati italiani giovanili estivi. È un meeting molto interessante, ci sono più di 1600 presenze gara. I nostri ragazzi erano una squadra formata da 40 atleti selezionati grazie alla collaborazione di 6 società, che sono la Triestina Nuoto, la Gymnasium Pordenone, l'Unione Nuoto Friuli, il Maniago Nuoto, il Gemona Nuoto, e si è aggiunta anche Luis Cordenons, che è stato con noi l'anno scorso. Tutte le società hanno veramente dato il proprio contributo e la propria collaborazione, che per noi è stata fondamentale e spero continui anche in futuro. Ma devo dire che ci sono buone prestazioni a livello giovanile, cioè categorie esordienti. Le altre categorie, devo dire, scottano un po' il fatto che patiscono il fatto che sono appena arrivati dai campionati italiani di categoria e quindi arrivano un po' rilassati. Ecco, però devo dire il livello molto buono, molto interessante. Abbiamo intenzione di organizzare 3 collegiali nel prossimo mese di giugno, luglio, immediatamente prima dei campionati italiani di categoria ad agosto, anche per valutare tutti assieme con i tecnici quali sono lo stato di forma e la pianificazione per il prossimo anno. Allora, noi siamo un gruppo un po' particolare, un progetto di alto livello a livello regionale. Io invito tutte le famiglie e tutti i bambini ad iniziare il nuoto in qualsiasi piscina del Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo un'ottima scuola nuoto a livello regionale e credo che sia da valorizzare veramente tutti i tecnici che sono molto in gamba. Mi chiamo Gianna Mainardis, oggi devo ancora gareggiare, devo fare i 100 stile libero e i 50 stile libero, ieri ho fatto i 200 stile libero e i 100 delfino. E ho partecipato ai Criteria nazionali giovanili 2 settimane fa a Riccione, dove ho fatto 50, 100, 200 stile libero e 50 delfino. Stiamo preparando, adesso inizia la stagione in vasca lunga, prepareremo i campionati italiani di Roma e magari pensare a fare qualche tempo per gli assoluti per il prossimo anno. Sono Alice Morandini, oggi ho fatto i 2 misti e ieri ho fatto i 100 dorso e i 100 rana e l'altro ieri ho fatto i 200 rana. Sono andati discretamente bene nonostante non abbia mai fatto un allenamento in lunga, e ho partecipato recentemente ai campionati italiani assoluti e quelli di categoria, che sono andati bene, non mi aspettavo alcuni risultati e adesso sto preparando i campionati italiani di Roma per farli al meglio, dato che sono contro le 2000. Sono Alessia Capitagno, ho partecipato agli italiani di categoria per i 4 misti, 2 rana e 8 stile. Adesso stiamo preparando gli italiani di Roma, dove punteremo al podio se è possibile, speriamo bene. Sono Roberta Antonione, oggi non ho ancora fatto nessuna gara. Ieri ho fatto i 400 stile e i 200 stile e recentemente ho fatto anche i campionati italiani di categoria e il mio obiettivo per quest'anno è raggiungere il tempo limite per partecipare agli italiani a Roma quest'estate. Sono Martina Buttazzoni, questi giorni ho fatto i 200 dorso, i 400 stile, i 200 misti e 100 dorso. Gli obiettivi di quest'anno sono raggiungere il tempo per arrivare agli italiani categoria e basta. Gaia Capitagno, ieri ho fatto gemelle, sì. Ieri ho fatto i 2 stile decentemente, un secondo sopra il mio personale che era in staffetta, quindi va bene. Ho partecipato agli italiani di categoria e gli assoluti, dove mi sono qualificata in finale B agli italiani assoluti
E poi in categoria ho preso una medaglia negli 8 stile di bronzo. E quest'estate spero di prendere altre medaglie nei 4 misti e negli 8 stile agli italiani. La stagione è cominciata già da qualche settimana, ma da ora entra veramente nel vivo. Aspettiamo tantissime nuove manifestazioni, ma questa è veramente un fiore all'occhiello perché riunisce qui un sacco di società di tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto della nostra zona, e quindi la culla per nuovi campioni proprio in questa sede sarà per noi ovviamente in futuro un titolo di merito e di vanto. Speriamo che queste manifestazioni possano continuare sempre con lo stesso successo e con la stessa presenza di persone che godono della possibilità di utilizzare questa nostra piscina, che credo sia veramente il fiore all'occhiello di una regione che sul mercato si pone con la possibilità di fare veramente grandi attività e grandi performance. Direi che c'è un progetto molto ambizioso, che è quello di riuscire a dare copertura, se non proprio in maniera definitiva, ma con una struttura leggera, a 2 campi ora scoperti, e questo costituirebbe un appeal molto importante per l'inverno, per le attività che d'inverno non riusciamo ad ospitare proprio perché il palazzetto non è fruibile da più di un gruppo alla volta. Sweet Dream è sicuramente un'opportunità in più per la nostra struttura e per la regione, ma credo che siamo solo agli inizi. Penso che si svilupperà ancora molto di più perché gli organizzatori sono veramente capaci e stanno dando un contributo importante allo sviluppo del nuoto in Friuli. Fra una settimana, anzi il prossimo weekend, ospiteremo un meeting internazionale organizzato da una società russa, la Energy Standard, che riunirà 4 nazionali europee con il settore giovanile, e poi ci saranno anche le apparizioni per ogni nazione di top players che ci daranno veramente una copertura e una visibilità internazionale.